Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Come ogni venerdì vi raccontiamo un po' cosa stiamo facendo. In questo video vi racconteremo cosa abbiamo fatto in questa mattinata. Oggi abbiamo voluto, dato che abbiamo finito un po' i lavori in campagna, i lavori invernali, in realtà siamo già alle prese con i lavori primaverili, però insomma oggi abbiamo voluto ritagliarci un attimo di tempo perché abbiamo voluto liberare un rimorchio, la nostra Dieudonné, aveva 2 sacchi di concime. Adesso vedete un po' i lavori che abbiamo fatto, perché ci serviva il rimorchio per andare a recuperare del materiale, per cui abbiamo voluto liberare questi 2 sacconi che non abbiamo fatto in tempo a spargere nei nostri vigneti, e probabilmente andremo nelle prossime settimana prossima, in base un po' al meteo, se prevederanno acqua, andremo a spanderli in mezzo ai nostri vigneti. Abbiamo piazzato il rimorchio con i 2 sacconi da liberare, dove abbiamo appunto un po' di spazio di manovra, e come prima cosa abbiamo staccato la pala dal 13.000 e abbiamo attaccato le forche. Poi ovviamente abbiamo proceduto all'abbassamento di una delle sponde, ovviamente quella un po' più bassa, quindi è più semplice da manovrare, in modo tale che poi abbiamo potuto con le forche appunto andare a prendere i sacconi e metterli a terra. Ovviamente il concime soffre l'umidità, per cui non possiamo lasciarli all'aperto, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un po' di spazio nel capannone e poi li abbiamo prelevati insieme in modo tale da fare un giro unico e portarli direttamente nell'area di stoccaggio. Quindi il rimorchio si è presentato libero, ovviamente, perché l'abbiamo liberato, e abbiamo pensato di caricare sopra un pacco di pali in cemento che provenivano da un vecchio impianto. Ecco, noi, come avete visto nei vari video, quando noi andiamo dopo a estirpare i vari vigneti, comunque accatastiamo tutto quel materiale che può tornare utile. In questo caso appunto approfittiamo del viaggio che dobbiamo andare a fare per recuperare un po' di materiale, per anche andare a consegnare un pacco di pali, quindi con un giro unico riusciamo a fare appunto anche questo viaggio, per far sì che dopo sia più semplice andare a manovrare il pacco di pali. Ovviamente abbiamo pensato di mettere 2
pezzi di pali di cemento avanzati, diciamo pali rotti sotto alla base del rimorchio, sul pianale del rimorchio, in modo tale che poi possiamo adagiarli con calma con le forche e poi possono essere facilmente manovrabili. Ecco, quindi abbiamo staccato il Same 100 dal rimorchio, e nel frattempo appunto il papà aveva finito un lavoro con il Lamborghini 140, per cui avevamo pensato di attaccare quello come trattore, dato che dobbiamo fare alcuni chilometri, quindi è un po' più semplice, un po' più agile. Infine abbiamo portato il Lamborghini con appunto il rimorchio attaccato dentro il capannone, in modo tale che poi possa passare qui la notte e all'indomani possiamo partire con appunto la consegna dei pali e il prelievo di altro materiale che appunto dobbiamo portarci a casa. Ecco, noi stiamo arrivando quindi a destinazione con il nostro viaggio. Vi ringraziamo di essere stati con noi come sempre, iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo venerdì con una nuova puntata.